Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come tutti i giorni. In primo piano oggi il maltempo che ieri ha colpito il Veneto, ma soprattutto due le province maggiormente colpite, che sono state quelle di Padova e quella di Treviso. A Padova, a Borgoricco, c'è stata una tromba d'aria, davvero momenti di paura, perché è venuto intorno alle 16:30, dove una casa è stata danneggiata seriamente, altre due si sono viste divelto il tetto, vento poi e grandine hanno abbattuto pali della luce e alberi. Tutti i residenti ovviamente hanno lavorato per tutta la notte per cercare di ripristinare la situazione sul posto della bufera. Si sono portati anche gli agenti della polizia locale e della federazione, i volontari della protezione civile, i mezzi dei vigili del fuoco. E al momento però non si sono segnalati fortunatamente persone ferite. Ripercorriamo la giornata di ieri, quei momenti di paura in questo servizio. Cosa è accaduto? Si è formato una tromba d'aria circa verso le 5:15 di pomeriggio e ha scaricato a terra la sua forza. Lei era proprio sotto questa tettoia? Sì, esattamente, sì. Ci racconta che cosa ha provato in quei minuti? Abbiamo solo potuto guardare perché non si poteva fare niente, nel senso di impotenza praticamente. Vedeva volare di tutto? Di tutto, man mano che veniva avanti caricava materiale e scaricava ovunque. Che danni avete avuto? Sono rotti degli alberi in giardino e la casetta si è rotto il tetto, dobbiamo vedere ancora i danni del tetto della casa e scopriremo domani col sole. Tanta paura? Per i danni sì. Lei ricorda eventi di questa natura in questa zona? No, ricordo l'ultima è stata grandinata il 19 luglio, ma non era di questa portata. E se no, che io ricordi, no. Voi avete la corrente, ma in quest'area praticamente quasi tutti sono senza. Sì, noi abbiamo due alimentazioni diverse, lì è caduto un traliccio, quindi sono ancora senza corrente da quando è successo, noi l'abbiamo avuto dopo un paio d'ore. Le immagini del nostro Francesco Rattai con la nostra Chiara Gaiani sul posto per tutta la sera per vedere come andava poi la situazione. Come vi ho detto, fortunatamente non ci sono stati feriti. Come ho detto, Padova, ma anche la Marca sott'acqua, un po' insomma a macchie di leopardo. Zone più colpite sono state la zona di Castelfranco, Resana, la zona di Olmi, San Biagio, e i vigili del fuoco intorno alle 20:30, quando si è scatenata questa bomba d'acqua, sono intervenuti per numerosi davvero sottopassi allagati, in particolare a San Biagio, in viale Primo Maggio, in via Veniera a Treviso, dove addirittura un autobus è rimasto bloccato, mandando in tilt la viabilità. E infine in via Castello a Silea, uno dei comuni più colpiti dal maltempo di sabato, dove un automobilista è rimasto bloccato all'interno del suo veicolo nel sottopasso allagato da 1 metro d'acqua. A Treviso un fulmine ha fatto saltare la corrente a case e locali in via Sant'Antonino, al confine con Casier. E poi a causa dell'acqua, della pioggia, alle 2:30 c'è stato un incidente, probabilmente questa è la motivazione. Un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 24, residenti in zona, sono finiti fuori strada con l'auto in via Piave
a Caselle d'Altivole. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del SUEM 118 che li ha portati in ospedale per le cure del caso. Gli interventi di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco sono andati avanti per tutta la notte. E adesso vedete invece le immagini, le stiamo per vedere, le immagini in autostrada vicino a Grisignano, tra Padova Ovest e Grisignano. Guardate la grandine che è a terra e che dopo un po' ha davvero trasformato la grandine in ghiaccio lungo tutta l'autostrada. Davvero un pericolo, un rischio per le automobilisti che, come vedete, stavano andando davvero piano per evitare incidenti, strada che è stata resa ovviamente scivolosa proprio dal ghiaccio. Ed ora la cronaca, invece la cronaca con un fatto che è accaduto ieri, dove davvero una tragedia. Sarà lutto cittadino nel Pordenonese per il funerale del piccolo Gabriele Cesaratto, 10 anni, morto investito dallo scoppio dell'ordigno bellico che il nonno stava disinnescando. L'anziano resta grave invece il racconto e lo shock di quanto accaduto nelle parole dei vicini. Il giorno del funerale proclameremo il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione della comunità tutta a questo tragico evento. È il gesto dell'intera comunità di Vivaro che si stringe attorno alla famiglia Cesaratto, colpita dalla tragedia di un nonno che ha causato la morte del nipote. E qui dentro, l'officina il numero 16 di Via del Pozzo, che nel tardo pomeriggio di ieri Silvio Cesaratto, 73 anni, avrebbe tentato di aprire la spoletta di una bomba, forse un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Con lui l'inseparabile nipotino Gabriele di 10 anni e tanta curiosità. Tutto questo quando attorno a questa morsa è accaduto l'irreparabile. Ieri ero in camera e fuori di camera mia ho sentito un botto, un rumore sordo, sembrava quasi come se una macchina fuori casa mia avesse chiuso la portiera in modo forte, quindi non mi sono neanche preoccupato. Dopo ho sentito l'elicottero arrivare, ambulanze e ho pensato subito al peggio. Probabilmente il tentativo di aprire l'ordigno l'ha fatto deflagrare e i vetri rotti sparsi all'esterno descrivono la potenza dell'esplosione che ha colpito alle gambe il nonno, ma purtroppo ha investito totalmente il bambino. Abbiamo sentito più che altro passare ambulanze in continuo, poi abbiamo visto l'elicottero e a quel punto abbiamo capito che era successo qualcosa qui nelle vicinanze. Siamo arrivati, c'era già i vigili del fuoco, ambulanze e poi, detto da tutti, c'era stata questa esplosione. Immediato il ricovero all'ospedale di Pordenone per il piccolo che però è morto nella notte. Anche il nonno si trova ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita e ora dovrà rispondere di omicidio colposo e detenzione di esplosivi. Per tutta la serata di ieri gli artificieri dei carabinieri giunti da Udine hanno controllato l'officina per vedere se erano depositati altri ordigni. È vero che qui c'è una tradizione di recuperanti, cioè che c'è la passione per il recupero? Ti direi di sì, sì. Purtroppo sì, è risaputo che tante persone vanno a prendere questi residui, quello che trovano. Qui la pratica dei recuperanti è quindi un fatto storico, dettato un tempo dalla fame ed ora da un pericoloso collezionismo magari legato al vicino poligono di Tiro. C'è il più grande poligono del nord Italia, il poligono Cellina Meduna, ed è attivo, però so di per certo che usano proiettili inerti, quindi privi di possibilità di esplodere. Pertanto escludo che possa esserci un collegamento su questa vicenda. Sicuramente in passato poteva esserci qualche rischio in più, anche perché sul territorio si trovavano ordigni della Seconda Guerra Mondiale, magari inesplosi. Ed ora andiamo a Padova, rimaniamo anzi a Padova, dove i poliziotti della sezione criminalità diffusa della squadra mobile hanno arrestato in flagranza un 22enne tunisino con precedenti, già destinatario del divieto di accesso e stazionamento all'interno dell'area coincidente con il quartiere di Piazzale Stazione, nonché del divieto di accesso a tutti i locali pubblici presenti nell'area. Nonostante però quest'ultimo divieto applicatogli dal questore di Padova il febbraio scorso, il 22enne è stato nuovamente notato dagli agenti proprio nel piazzale della stazione. Ha tentato a quel punto la fuga tra le auto in transito e ha colpito con violente gomitate i due operatori che lo hanno per prima bloccato. Ed ora invece andiamo a Belluno per parlare della fine dell'estate. Insomma, l'abbiamo visto anche con l'arrivo del maltempo, le temperature fra l'altro si sono abbassate e
sentiamo un po' il bilancio dell'elisoccorso nella nostra regione. Lo facciamo con il nostro Fabio Fioravanti e Stefano Bozzi, e con loro c'era anche il direttore del SUEM del Veneto, il trevigiano Paolo Rosi. Grazie per la linea, siamo con Paolo Rosi, direttore del SUEM regionale. Parliamo di elisoccorso in Veneto. In estate importanti in montagna, ma importanti anche al mare. Assolutamente sì, l'incremento di popolazione che abbiamo nel periodo estivo sia in montagna che al mare comporta l'esigenza di potenziare l'attività, perché aumentano anche gli infortuni gravi e anche i malori gravi, e quindi l'elisoccorso è uno strumento importante perché ci sono località marittime che distano parecchio dall'ospedale di riferimento per i casi gravi. In realtà poi al mare sarebbe più facile arrivare su gomma, in montagna a volte è davvero impossibile arrivarci. Fatti i conti, poi alla fine l'elisoccorso dove diventa più importante per salvare vite umane? Beh, certo, in montagna, nei luoghi dove non si può arrivare per via terrestre, oppure per via terrestre ci vuole molto tempo, l'elisoccorso è più importante. Però l'elisoccorso è importante anche in ambiente marino, perché una delle due determinanti che fa sì che il paziente abbia un decorso migliore è portare il paziente all'ospedale giusto, e ci sono località che distano anche 1 ora e mezza di auto dal luogo dove uno è stato male, e quindi questa seconda fase è fondamentale a volte anche per la sopravvivenza del paziente. È appena finita l'estate, cosa cambia per questo servizio dall'estate alle altre stagioni, all'inverno che poi arriverà? Beh, allora, questa è stata un'iniziativa sperimentale che è iniziata l'anno scorso, è stata riproposta quest'anno. Parla di Falco, del secondo Falco? Parlo di Falco 2, sì. E ovviamente terminata l'estate questo esperimento finisce. Faremo adesso un'analisi di tutti i dati che ci servirà per capire qual è l'assetto migliore per l'elisoccorso regionale, compresa l'attività di volo notturno H24 e di volo prolungato, che vuol dire lavorare anche nel periodo invernale, anche quando è buio, fino alle 9 di sera. Per il SUEM la collaborazione con i volontari, con il volontariato, quanto è importante? Lei ne ha parlato, mi sembra giusto ripeterlo. Ma la collaborazione con il volontariato è fondamentale perché completa il sistema di soccorso, perché è cruciale nelle realtà piccole che sono spesso distanti dagli ospedali, e quindi intanto il volontario dà un primo soccorso in attesa che arrivi il mezzo professionale, e poi il volontariato è importante se c'è un evento maggiore, una criticità, perché ci consente di avere molti più mezzi a disposizione in un tempo molto breve. Sono tanti i casi che avete vissuto, c'è un episodio, un'occasione, una giornata che l'ha in qualche misura coinvolto, emozionato di più? Beh, ci sono stati molti episodi, diciamo che quelli che ricordiamo di più sono gli eventi calamitosi, come è successo a Refrontolo, come è successo con la tempesta Vaia, dove non abbiamo avuto molte vittime, molti feriti, però è stata veramente una sfida importante anche per il sistema di soccorso sanitario. Grazie Paolo Rosi, speriamo di avervi raccontato cose che possono avervi interessato. A voi la linea. Grazie davvero a Fabio Fioravanti, e noi rimaniamo a Belluno e parliamo ancora di sanità con i problemi del settore infermieristico. Tanto necessari quanto ormai difficili da trovare. Parliamo delle professioni infermieristiche. Il contratto ne gratifica sufficientemente il ruolo, ma è giudicato deficitario sotto il punto di vista economico. Le coordinatrici di sala ne hanno parlato, fermo restando che i vuoti in organico in Italia sono ormai decine di migliaia. Il problema grosso ora che affrontiamo noi coordinatori infermieristici nella quotidianità è appunto lavorare in isorisorse e anche sotto risorse, perché non c'è personale infermieristico, neanche operatori, a dire la verità, e la nostra sfida è quella di mantenere comunque uno standard assistenziale elevato. È un convegno per spiegare a tutti i coordinatori dell'azienda e anche extra azienda il contratto vero e proprio. Una professione in evoluzione che tra Belluno e Feltre conta su una quarantina e poco più di persone, con non poche complicazioni,
perché spesso gli incarichi sono a scavallo tra un reparto e l'altro e chi coordina deve quindi destreggiarsi tra problematiche diverse. Problemi che però non scoraggiano chi è innamorato di un lavoro, che comunque è, resta e deve essere una missione prima che uno stipendio. Ormai la professione infermieristica è una professione comunque di sacrificio, è una professione a turni dove si prevedono Natali, primi dell'anno eccetera, e la popolazione giovane che c'è adesso, i ragazzi giovani, tendono invece ad avere una qualità di vita migliore e quindi magari cercano altre professioni. A questi giovani cosa direbbe rispetto al vostro lavoro? Che è una professione meravigliosa che ti appaga moltissimo. Io la consiglierei a chiunque, perché sono ormai più di 30 anni che lavoro all'interno dell'azienda e che le soddisfazioni che danno i pazienti, le utenze in genere è impagabile. Rimaniamo nel bellunese, ma ci spostiamo a Cortina d'Ampezzo. Sono già più di 300, ma se ne attendono molti di più i manifestanti che questa mattina si sono riuniti a Cortina per inscenare una protesta contro la costruzione della pista da bob in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Il punto di incontro scelto per dare il via all'evento è stata Piazza di Bono, dove stanno confluendo anche decine di ambientalisti non ampezzani. Il programma prevede che il corteo si diriga poi in direzione della pista da bob. Ed ora vedo sullo schermo la nostra Edi Kaliman che è a Riese Pio X. Edi, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori. Come hai ben detto tu, siamo a Riese Pio X, esattamente davanti al municipio, ma più precisamente con il sindaco Matteo Guidolin davanti al monumento dedicato a Jacopo Monico. Inaugurazione avvenuta questa mattina, ma ci facciamo spiegare tutto dal sindaco e anche l'importanza di questa inaugurazione di questo monumento per la città di Riese. Buongiorno, sì, per noi questo è un momento che ha una doppia importanza. Da un punto di vista recupero di un luogo che era diventato un luogo di risulta, una sorta di non luogo del nostro centro storico, dall'altra parte ridare importanza al cardinale Jacopo Monico, che fu patriarca di Venezia a metà dell'Ottocento, tra l'altro nel periodo anche dei moti veneziani, ma che ebbe anche un'importanza veramente grande nella carriera ecclesiastica di Giuseppe Sarto, poi diventato Papa Pio X, perché gli fece da mecenate garantendogli la possibilità di studiare in un'epoca in cui la sua famiglia versava in condizioni economiche molto difficili. Diciamo infatti che è stato proprio grazie a Monico la possibilità di Papa Pio di diventare appunto Papa. Esatto, perché gli consentì di studiare al seminario di Padova e lui nacque tra l'altro proprio qui in questa villa qui alle spalle del monumento, per cui ci sembrava giusto ricordare questa figura non solo per il suo aiuto a Papa Pio X, ma perché fu una figura molto importante nel mondo ecclesiastico del metà Ottocento e forse la figura più importante dell'Ottocento riesino. Ricordiamo l'importanza di questa inaugurazione anche in vista della Peregrinazio Corporis. Sì, questo è uno dei momenti tra l'altro di preparazione anche strutturale del paese. Ormai mancano 2 settimane all'arrivo della salma di Papa Pio X qui a Riese, per cui è un altro tassello che va al suo posto e noi siamo praticamente pronti per accoglierlo dal 7 al 15 ottobre. Noi ricordiamo che Riese ospiterà moltissimi eventi, come già ha ospitato molti eventi in onore, in occasione di questo ritorno della salma di Papa Pio X. Questa sera, questo tardo pomeriggio alle 17 circa, nella casa, quella che fu la casa di Papa Pio X, un evento importante che ci raccontava. Sì, per la prima volta aderiamo al Festival Viaggiatore, che è un festival molto importante che ha come sede la città di Asolo, ma ci sarà una tappa da noi con un incontro, un doppio incontro, la prima parte sui cammini di fede, quindi legato anche alla nostra realtà, e poi un incontro particolare con il primo scalatore dell'Everest ad averlo fatto da portatore di handicap, perché è senza entrambe le gambe, quindi sarà un raccolto molto interessante. E come Antenna 3 noi seguiremo anche questo evento e ve ne daremo conto nelle edizioni dei nostri telegiornali a partire da domani. Intanto Daniela, se non hai domande da studio, grazie anche alla collaborazione di Nicola Marcato, ti restituirei la linea.
Grazie davvero Edi, grazie anche al suo ospite, a Nicola Marcato per le immagini. Noi invece torniamo alla cronaca, abbiamo parlato prima del SUEM 118 con il coordinatore regionale Paolo Rosi e oggi, anzi nella serata di giovedì, insomma, si è spento Maurizio Tronchin, che è stato capo coordinatore del SUEM davvero per anni, del SUEM 118 di Treviso, un infermiere che ha lasciato il segno al servizio di urgenza medica dell'ospedale Ca' Foncello. Da 3 anni a questa parte stava lottando contro la SLA, malattia che non gli ha lasciato scampo, strappandolo all'affetto dei suoi cari dopo una vita vissuta sempre al servizio degli altri. E noi continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Padova e torniamo a parlare dell'omicidio di Busa di Vigonza. Ad una settimana di distanza dal delitto, i carabinieri di Padova hanno arrestato 2 tunisini accusati dell'omicidio del giovane connazionale che si sono costituiti dopo una breve fuga all'estero a Sanremo. Sentivano il fiato sul collo dei carabinieri, i 2 tunisini di 43 e 36 anni, in Italia senza fissa dimora, che nella tarda serata di ieri si sono costituiti a Sanremo. Sono in carcere in Liguria adesso i 2 presunti autori dell'omicidio di Marouen Ben Amer, tunisino 30enne, accoltellato a morte e poi derubato il 16 settembre intorno alle 20:30 davanti a questo tranquillo condominio a Busa di Vigonza. Un omicidio brutale ed efferato consumato in una zona residenziale. Fatali per i 2 tunisini l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e le numerose testimonianze raccolte dagli investigatori. Secondo quanto ricostruito, i 2 tunisini avevano fatto perdere le loro tracce dandosi alla fuga e riuscendo a superare il confine italiano. Le indagini non si erano mai fermate con i carabinieri che avevano effettuato continue verifiche presso abitazioni nelle disponibilità dei 2, facendo loro terra bruciata. Ancora da capire quale sia il movente del delitto. I 2 tunisini si trovano attualmente in carcere a Sanremo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Rimaniamo a Padova, l'omicidio di Liliana Coita e la 55enne uccisa a Tombolo. Resta in carcere il compagno, un cittadino marocchino di 49 anni che ha confessato il delitto e che ha parlato ieri davanti alla magistratura nell'interrogatorio di garanzia. Ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari nel corso dell'interrogatorio di garanzia Youssef Maid, il marocchino di 49 anni che ha confessato di aver ucciso Liliana Coita. Omicidio volontario con l'aggravante della relazione sentimentale. Con questa accusa il 49enne è stato raggiunto da una misura cautelare in carcere per il pericolo della reiterazione del reato e resta quindi rinchiuso a 2 palazzi di Padova. Litigavamo da settimane, ha raccontato il giudice assistito dall'avvocato Corrado Perseghin. Non volevo uccidere Liliana, nell'impeto ho usato il cuscino ma non mi rendevo conto di quello che facevo. Un raptus per motivi di gelosia, perché Liliana avrebbe frequentato un altro uomo. Questa è la ricostruzione fatta anche davanti al giudice dopo quanto dichiarato al PM Roberto D'Angelo e ai carabinieri. Capita la gravità della situazione, Maid ha anche tentato di rianimare Liliana che ormai non respirava più, buttandole dell'acqua sul viso. Tutto inutile. Liliana Coita era già morta. A quel punto l'uomo ha inforcato la bici e ha corso per ore, lasciando il corpo senza vita della sua compagna nella stanza dell'appartamento di via Vittorio Veneto a Tombolo. Solo il giorno dopo, giovedì, intorno alle 14, si è presentato ai carabinieri e ha confessato. Liliana Coita lascia una figlia e una nipote, 56 anni, di origine romena. Da 1 anno viveva in quell'appartamento nel centro di Tombolo con il compagno e altre 2 persone. Accertamenti sono in corso anche sugli inquilini per capire se i contratti d'affitto fossero tutti regolari. Ed ora la cronaca dal Trevigiano. I carabinieri della compagnia di Conegliano hanno denunciato per porto abusivo di armi atti ad offendere un 17enne del posto, sorpreso intorno all'1 di questa notte nel cortile del pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. È stato trovato in possesso di un coltello da cucina che aveva occultato nella manica della felpa che indossava.
Un analogo episodio era accaduto anche una quindicina di giorni fa a Castelfranco Veneto, dove i militari avevano deferito un cittadino di origini marocchine di 28 anni che, controllato nell'area dell'ospedale della Castellana, era stato trovato in possesso di un coltello con lama di 20 centimetri. Ovviamente le armi sono state sequestrate. E poi un furto che è accaduto nella notte in una tabaccheria a Bonisiolo. È successo intorno all'1:45, lì sono intervenute diverse macchine dei carabinieri che hanno avuto la chiamata dalla centrale operativa e sono intervenuti in questa frazione, Bonisiolo, frazione di Mogliano Veneto. Hanno visto delle persone che si stavano muovendo intorno alla tabaccheria e alla vista ovviamente dei militari queste persone sono fuggite a piedi in un campo attiguo e hanno abbandonato sul posto un piccone ed una mazza precedentemente utilizzate nel tentativo di accedere alla tabaccheria. Gli attrezzi atti allo scanso sono stati posti sotto sequestro, indagini in corso per risalire all'identità dei fuggitivi. Ed ora andiamo a Venezia, perché ieri al nuovo polo nautico di Punta San Giuliano a Mestre è stato inaugurato l'annuncio del sindaco Brugnaro, che dice presto gli stati generali del traffico acqueo. Sentiamo. E a Mestre il luogo di promozione dell'attività nautica con i suoi momenti di aggregazione e socialità. Si trova dove un tempo c'era l'ex colonia eloterapica e l'ex dogana, e in Punta San Giuliano dove, dopo soltanto 2 anni di cantieri iniziati nel 2021, si è inaugurato il nuovo polo nautico. È affacciato sulla laguna, un luogo che ho voluto fortemente rilanciare, con un investimento di più di 10 milioni di euro del Comune, ma soprattutto con la grande passione degli associati, dei soci, di tutte le 5 associazioni che compongono questo universo. Un universo sportivo e naturalistico, e da qui che Brugnaro ha annunciato si terranno gli stati generali del traffico acqueo. Convocherò tutte le associazioni della Voga, ma anche quelle di categoria che stanno sull'acqua, perché ovviamente i trasportatori, i gondolieri, le associazioni remiere, ma anche la CTV, il Veritas, tutti quelli che hanno barche in acqua e tutte le istituzioni. Sarà una grande assemblea trasparente, non a porte chiuse, con la speranza di non sentire discorsi politicanti in un grande momento di confronto, così sempre il primo cittadino. Insieme, anche con persone che non mi hanno votato, non è nessun problema, siamo amici uguali, perché l'importante è andare d'accordo. Il polo nautico in questo momento, la cosa più bella che oggi sono venuto a inaugurare, è l'amicizia, è la concordia. Il nuovo polo nautico di San Giuliano è sorto con il recupero e la valorizzazione di alcuni immobili di pregio architettonico e culturale, e con la realizzazione di 5 nuove strutture su 2 livelli che ospiteranno palestre per attività legate alla voga e spogliatoi con un punto ristoro. Un'altra sfida è proprio quella di ridare questi luoghi alla cittadinanza, di farli partecipare alle nostre attività, di consegnargli il rapporto con la laguna che avevano negli anni 60. Il Comune di Venezia continua a perdere abitanti con una rapidità sconosciuta in qualsiasi capoluogo di provincia Veneto. Venezia.com ha reso noti i dati dell'anagrafe degli ultimi 7 anni. Sentiamo. In 7 anni il Comune di Venezia ha perso altri 10.000 abitanti e ha un calo di residenti superiore del 300% rispetto a città come Verona, Padova o Vicenza. Lo dicono i dati ufficiali delle anagrafi comunali. Perché? Perché in 50 anni il Comune di Venezia ha perso 120.000 abitanti, una città delle proporzioni di Vicenza, con uno spopolamento sconosciuto in qualsiasi località in tempo di pace e in assenza di calamità naturali. Non c'è gente che esce dal territorio, non c'è da trattenerci, non vanno da nessuna parte. Dice, ma allora perché continuano a calare? Perché muoiono, le persone muoiono. La risposta del sindaco Luigi Brugnaro non ha convinto né Venezia.com né l'ex consigliere Renzo Scarpa, che hanno raccolto e messo in fila tutti i numeri di nati, morti, immigrati e soprattutto emigrati dal Comune di Venezia dal 2016 al 2022. La città di Venezia si svuota non perché le persone muoiono, anche per quello, ma anche perché c'è un saldo negativo di
emigrazione e di immigrazione. Se noi avessimo un saldo zero tra i nati e i morti, Venezia si svuoterebbe lo stesso, magari con meno intensità, ma si svuoterebbe lo stesso. Dal ritornello dei centri storici che si spopolano ci sono voluti decenni perché almeno si prendesse atto dello spopolamento di Venezia, oggi che i posti letto turistici hanno superato i residenti. Chissà quanto ci vorrà perché capiti lo stesso con la terraferma. Negli ultimi 7 anni 34.000 residenti a Mestre, Marghera, Favaro e Zelarino hanno deciso di andare a vivere in un altro comune. Perché? E quante commissioni o consigli comunali si sono fatti per approfondire la vicenda? A me risulta nessuno, nemmeno il fatto che anche la terraferma perde abitanti riesce a smuovere l'interesse di questa amministrazione e quindi si va per consunzione, succederà quel che succederà, ma tanto gli interventi non vengono fatti. Lo spopolamento dell'entroterra veneziano è più lento perché mitigato da una forte immigrazione, quasi sempre extraeuropea. Perché? Perché 34.000 vecchi residenti si sono scambiati con 30.000 nuovi arrivi. Ma perché devono essere i cittadini a occuparsi come singoli cittadini della gestione della città? Che cosa sfugge alle amministrazioni che dovrebbero essere lì a far quello? Ed ora ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio con un ospite. Il servizio insieme. Siamo tornati nuovamente in studio e vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui, Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Partiamo dal maltempo, l'abbiamo detto in apertura di questa prima edizione, ieri insomma l'abbiamo detto, le 2 province più colpite sono state quelle di Padova con una tromba d'aria a Borgoricco e Treviso con una vera e propria bomba d'acqua, zone colpite soprattutto i comuni di San Biagio, Castelfranco, ma anche Treviso, abbiamo visto sottopassi allagati. Com'è la situazione? Com'è andata insomma la notte? Un momento anche complicato chiaramente, perché quando avviene questo, e poi lo diciamo ormai da tanto tempo, non è più un'emergenza, perché le bombe d'acqua sono diventate un fenomeno costante del nostro clima, perché per come devono essere i climatologi a dircelo, però dobbiamo e stiamo ridisegnando la città, soprattutto le infrastrutture i sottoservizi cosiddetti, perché dobbiamo resistere a questi momenti, perché ci dicono che saranno costanti queste bombe d'acqua, cioè non c'è più una piovosità diluita nel tempo, ma in pochissimo tempo piove quello che piove, magari dovrebbe piovere in 2 settimane. Il problema è che quando questo avviene a quella velocità di vento si trascina giù molte foglie, le foglie tendono a intasare le caditoie e i tombini e questo diventa un problema enorme. È chiaro che noi arriviamo all'allarme, non puoi prevederlo prima perché chiaramente è una situazione emergenziale che avviene praticamente in automatico. Tra i comuni colpiti noi ci siamo abbastanza salvati, lo dico sinceramente, è chiaro che un po' di disagi ci sono stati, ma stamattina abbiamo girato per Treviso e sembra tutto a posto. Ecco, un autobus abbiamo visto anche che è rimasto intrappolato in un sottopasso. Sì, certo, perché delle caditoie sono intasate di foglie molto velocemente, l'acqua è salita e quindi a quel punto l'autobus è morto praticamente all'interno del sottopasso ed era una situazione molto complessa, è stata risolta, però come dicevo prima tutta l'Italia deve ripensare le infrastrutture in maniera diversa, cioè dobbiamo renderci conto che non è più un'emergenza. Lo abbiamo visto quest'estate, a Treviso sono soffiati venti a 100 km/h sradicando alberi di 80-100 anni, quindi alberi peraltro sanissimi, li ripianteremo sicuramente, ma dobbiamo fare tante valutazioni e le stiamo facendo per un futuro che deve garantirci la sicurezza idraulica, anche nella tipologia di piante da mettere a terra. Ecco, fra l'altro, insomma, un maltempo un po' a macchia di leopardo, non in tutta la provincia c'è stata questa bomba d'acqua. San Biagio Olmi è stato un altro comune che è stato maggiormente colpito, lo abbiamo visto anche con la grandine, fortunatamente non come quella che abbiamo conosciuto quest'estate, dove ci sono stati davvero molti danni, e lo stesso è successo anche, l'abbiamo visto nell'autostrada verso Padova, dove si è formata una lastra di ghiaccio con la grandine che è caduta. Ecco, guardate le immagini, la grandine sembra neve, ovviamente poi con le temperature si è congelata e fortunatamente, l'abbiamo detto prima, non ci sono stati gravi incidenti che sono il rischio maggiore, questo in autostrada.
Lasciamo il maltempo e parliamo insomma di un altro degli argomenti che sta facendo discutere, che è il PNRR, perché mancano le imprese e a rischio sono davvero gli appalti pubblici. Sì, Treviso peraltro da questo punto di vista fortunatamente, e per la bravura sicuramente anche degli uffici e dell'amministrazione, bisogna dirlo, ha avuto tanti e avrà tanti finanziamenti PNRR, sono circa 125 milioni di euro per i prossimi anni, diluiti in diverse opere. Abbiamo visto questa settimana che l'assessore Zampese e il sindaco hanno presentato le mura, quindi quasi 7 milioni di euro. Sì, è un problema perché tante imprese, chiaramente dopo un grande periodo di 110, sono molto impegnate e fanno difficoltà a fare i bandi, diciamo, per applicare il PNRR. Questo è un problema, quindi le gare stanno andando avanti. Dal nostro punto di vista siamo abbastanza sicuri perché siamo a passo con i tempi. È chiaro che ci poniamo dei problemi, soprattutto se ci sono aziende in subappalto che non possono lavorare con i tempi che dobbiamo darci. Teniamo conto che la rendicontazione del PNRR è il 2026, che sembra un tempo molto lungo, ma per un ente pubblico è domani mattina. Quindi vuol dire che le opere devono essere finite al massimo fine 2025 e stiamo parlando di praticamente un anno e mezzo, anche meno, certo. E quindi questi sono i tempi. È chiaro che è un problema vero, lo sapevamo, questo grande afflusso di soldi porta a una problematica di trovare imprese preparate a fare i lavori. Io spero che tutte le associazioni di categoria anche ci diano una mano per anche scremare anche sono quelle imprese che sono nate e che non sono magari strutturate, cioè fanno la gara pensando magari di non vincerla, fanno tante gare, poi quando ne vincono una o due non sono in grado di seguire tutte e due le opere e rinunciano. E questo è un problema vero, quindi sicuramente le associazioni di categoria ci daranno una mano come hanno sempre fatto e riusciremo a risolvere anche questo problema. Tra l'altro il problema è ancora più grosso nei comuni più piccoli perché come diceva il vice sindaco, insomma, a Treviso gli uffici ovviamente hanno una portata maggiore di personale e i comuni già si sono trovati in difficoltà prima, adesso rischiano davvero molto molto grosso. Ecco. Sì, certo, teniamo conto che si è incrociato anche il fenomeno del 110, quindi gli uffici erano molto impegnati in tutta una serie di attività che dovevano chiudere la rendicontazione dei 110 o aprirne di nuovi. È chiaro che mettere dentro anche i lavori per il PNRR è molto complesso. Noi come IPA, come area vasta, diciamo, abbiamo dato una mano ai comuni con termini. Sì, per loro soprattutto il problema diventa anche più grave perché stiamo parlando magari di comuni che hanno 6, 7, 8 persone agli uffici tecnici. Noi ne abbiamo 50, 60, 70, è chiaramente una situazione diversa. Perché poi il modello di rendicontazione è uguale, non è che se l'opera è molto più grande è molto più complicato. Cioè c'è un modello di rendicontazione che tu spenda 1 milione di euro o 5 milioni di euro è più o meno uguale e per i comuni piccoli questo diventa un problema. Ecco, io poi vorrei trattare insomma l'argomento della politica anche con Alessandro Manera e chiederei alla regia se ci prepara intanto il servizio che è andato in onda ieri sera che riguarda Fratelli d'Italia. Poi prima faccio una domanda sulla Lega perché si è parlato ovviamente di altro argomento principe di questi mesi che sono i migranti. Però prima di parlare di Fratelli d'Italia parlerei insomma della Lega, una Lega l'abbiamo detto ormai insomma ampiamente nei nostri telegiornali che sta perdendo dei pezzi, questo è abbastanza evidente, una situazione che comunque è difficile, complicata. Sì, allora c'è da dire una cosa, che quando la Lega fa dei congressi, perché poi questa è una cosa interessante, quando esercita la democrazia al suo interno, ci sono delle persone felici e delle persone scontente. A me piacerebbe che quelli scontenti, non sempre io mi sono trovato alla parte dei felici, quindi mettiamola così, cioè continuassero a fare politica all'interno del movimento della Lega. Perché altrimenti se diventiamo diciamo un po' l'alter ego del PD in cui uno va via e si crea un suo partito o va ad altri partiti, non è molto serio. Cioè un congresso lo fai, lo vinci, ti può piacere chi va su o non ti può piacere. Se la maggior parte del partito ha votato le persone, probabilmente ritiene che le linee politiche di quelle persone siano quelle più identificative del movimento, ti batti all'interno del partito, quindi lo fai all'interno di quelle che sono le sezioni o il provinciale o il nazionale o il federale e poi all'interno del partito tendi a far valere le tue ragioni. A me non piace chi dice ok, non ho vinto, vado via perché il giocattolo non è più mio. Ecco, questo adesso vedremo perché poi di tanti annunci io ne ho visto solo pochini, diciamo, mettiamola così. Sta sorridendo però Forza Italia in questo momento. Sì, no, va bene, sorridono, poi bisogna vedere se le persone che vanno via sono brave, non sono brave, cosa faranno, perché poi, guardate, soprattutto a livello comunale
e regionale, dove la legge elettorale, diciamo, è quella, e poi i cittadini devono premiare con il voto di preferenza, che vuol dire devono scrivere Conte, Manera, ecco, lì vedremo se poi le persone che sono andate via, che sono anche amici, poi peraltro molti di questi sono amici e mi dispiace, sapranno portare quel valore aggiunto alle europee, per esempio, che sono la prossima tornata elettorale, o nei 54 comuni che vanno al voto nella provincia di Treviso nel 2024 sapranno portare un valore aggiunto. Ripeto, sono tutte brave persone, io lo dico sinceramente, non è che quando qualcuno era con te, era un grande amico e va via. Io lavoro su una multinazionale, è una dinamica normale che dei manager cambino azienda, magari vanno alla concorrenza, però resta rapporto personale, non era il più bravo prima e non diventa, come si dice a Treviso, un mona dopo. Resta una persona che ha fatto una scelta di vita diversa. Io spero più che altro, più che vedere chi va via, che il nostro partito sia molto attrattivo per chi vuole venire. Ecco, forse dobbiamo aprire un fronte da questo punto di vista, essere molto attrattivi. Molti giovani non fanno politica, molti giovani non vanno a votare e forse la riflessione nel lavoro che facciamo tutti i giorni, partendo dal sottoscritto, di parlare anche a una fascia di elettori, perché dopo 18 anni sono elettori, che magari vogliono impegnarsi anche in politica, quindi dico a tutti, se volete venire a trovarci, però lo dico anche, perché io ho fatto anche l'alpino, c'è sempre un po' di gavetta che devi fare. Cioè, molti si approcciano alla politica pensando già di arrivare. Sì, essendo arrivati, cioè io mi sono fatto consigliere comunale, ho fatto tante associazioni, cioè devi costruirti, perché poi per essere qui a parlare con te di tanti argomenti non è che ti improvvisi così, altrimenti dici tante stupidaggini o dici cose che non stanno in cielo né in terra. Quindi bene che il nostro segretario nazionale abbia fatto ripartire la scuola di politica e amministrativa, perché poi le amministrazioni certo fanno politica, ma sono anche un organo amministrativo che ha delle sue norme, leggi, delle sue funzioni, e questo deve essere attrattivo verso i giovani. Ecco, e rimanendo insomma a parlare di politica ma non solo, parliamo anche di migranti, perché migranti compatti, gli esponenti ieri di Fratelli d'Italia, che sposano la linea di un CPR, e poi ne parleremo con Alessandro Manera, in ogni regione, spiegano il perché, fermo restando aggiungono che i migranti non vanno fatti partire verso le nostre coste, serve un blocco navale europeo. Dunque sentiamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Il tema migranti è necessariamente tra le prime voci del bilancio del primo anno di governo di Giorgia Meloni, e il confronto tra dirigenza del partito e iscritti, siano essi amministratori pubblici o semplici elettori, non può prescindere dal nodo CPR. Proposta impopolare, quella di un centro per i rimpatri in ogni regione, ma dalla quale per Fratelli d'Italia non si può prescindere per gestire gli arrivi evitando l'accoglienza diffusa. CPR ci sono in altre regioni, vanno fatte in ogni regione perché consentono lì in maniera molto più veloce di capire chi ha lo status per rimanere e lavorare da noi e chi invece va espulso, e ci consentono una immediata rimpatriata degli stessi. Chiaro che vanno fatti nei luoghi dove c'è poca pressione abitativa, dove sono facilmente controllabili e dove magari non hanno già pagato un prezzo alto come Cona e Conetta. Dentro questo centro dove cercheremo di mettere tutte le tutele per il territorio che lo ospiterà, nessuno vuole una cosa così impattante nel proprio territorio. Vedremo di fare in modo che sia almeno compensata. Ma una soluzione strutturale, ripetono dal partito della Premier, va ricercata a livello internazionale. Non è possibile ovviamente consentire di far entrare un oceano all'interno di una bacinella. Crediamo in un blocco navale europeo con l'appoggio anche delle nazioni che vivono di là del Mediterraneo e che sono quelle più coinvolte in questa grande partita. Il resto sono solo palliativi, dice De Carlo, che hanno tuttavia una ricaduta sui territori. Io sono sempre stato contrario ai migranti in generale, però rispetto a una gestione diffusa, 3 per comune, meglio ci sia un grande centro dove si possono controllare e dove soprattutto si possono mandare via appena è finita l'emergenza o appena si trovano soluzioni con l'Europa. Ma far pagare 5.000 euro per evitare il CPR è un'idea che la trova d'accordo? Sì, sono anche pochi. Alessandro Manera ha sentito CPR in ogni regione, insomma, fra l'altro magari lo vedremo dopo, comunque per quanto riguarda questa questione i sindaci vicentini dicono no al centro di permanenza per i rimpatri in Veneto, rilanciano invece le politiche di integrazione sul tema lavoro per chi viene invece accolto. Allora, ecco,
Ecco, io su questo... È un argomento che continua a far discutere, Sì, ovviamente. Allora, i CPR, ok, poi degli amici di Fratelli d'Italia non ho sentito dove metterlo, perché poi aree a forte densità di popolazione in Veneto, io faccio veramente difficoltà a capire dove. A bassa densità? Sì, a bassa densità di popolazione, faccio difficoltà a capire dove potrebbe essere, però probabilmente loro hanno un dato, un'idea diversa dalla mia, quindi non lo so. A me quello di fare grandi centri con 20-30 mila persone, cioè, non è che mi convince tantissimo, perché poi quando hai finito l'hai lasciato il deserto. Non sono assolutamente d'accordo, peraltro, e io l'ho detto più di una volta, questo discorso che fanno molti sindaci, soprattutto di sinistra, ma amministratori di sinistra, dicono dobbiamo integrarli con il lavoro. Cioè, certo, se queste persone sono abili al lavoro, sarà la dignità della loro vita cercare un lavoro. Però le persone che scappano da una guerra, perché altrimenti non capiamo l'idea di questa cosa, se scappano dalla guerra o da delle persecuzioni, cioè non è che arrivano qua adesso, perché se sono dei bambini e se sono delle persone con delle fragilità, cosa facciamo? Allora qui non possono rimanere perché non possono lavorare. Cioè la ratio del lavoro che viene fatto con le quote, che forse sono da rivedere, da risistemare, però hanno un loro concetto. Tu vieni qui se hai un lavoro regolarmente. Se vieni in questo modo qua, certo, se puoi lavorare e se hai voglia di lavorare, certo, ma se scappi da una guerra o da delle persecuzioni, non è che il lavoro, se lavori non ti rimando alla persecuzione, cioè non è quella la ratio, no? Giusto? Altrimenti parliamo di due piani completamente diversi. Certo, se sti ragazzi hanno voglia di lavorare e se gli troviamo un lavoro e se li educhiamo anche a tutte le norme di sicurezza che noi abbiamo, perché poi io in comune ho provato più di una volta a vedere, a dire, poi ci sono le norme di sicurezza, la responsabilità sul lavoro, queste persone moltissimi non parlano italiano, quindi i DPI che tu usi normalmente su un'azienda non sono così, cioè non è così semplice. Però ecco, quando sento dire, mi ricorda molto la Merkel, forse te lo ricordi, quando disse la famosa frase, secondo me orrenda, e passò inosservata a dire ai siriani, beh, quelli che possono lavorare possono rimanere qua. Ma come? Se scappano dalle bombe, quindi i bambini che non possono lavorare devi rimpatriarli. E lo disse anche in una scuola, me lo ricordo questo. Questo non è il parametro. Questo non è il parametro. L'identificazione si va fatta velocemente, perché devi capire se veramente scappa da quel paese, se scappa per motivi umanitari, se scappa per motivi economici, sono cose molto diverse. Ma il fatto che il lavoro ti preservi da ritornare indietro, la vedo un po' complessa anche per i diritti umanitari, ecco, mettiamola così. Ecco, e si è tornata a parlare ancora del blocco navale. Sì, allora... Era uno dei cavalli di battaglia anche della Lega. Sì, certo. Allora, poi bisogna capire che il blocco navale, adesso perché altrimenti, chiaro, le campagne elettorali sono anche molto complesse nel far passare messaggi, non è costruire una linea di barche tipo quella fatta sul Piave la Prima Guerra Mondiale, quando siamo entrati di là e ci siamo ripresi il nostro territorio. È una linea di monitoraggio radar, soprattutto perché con punti in cui tu riesci ad arrivare molto velocemente e intercettare le barche o i barchini o i motoscafi o anche l'ONG, che anche lì si aprirebbe un mondo, perché ONG europee che fanno certi tipi di lavori, veramente dovremmo andare a vedere cosa avviene in questo mondo, però non è una linea di barche che blocca il Mediterraneo. I paesi dall'altra parte, sì, è vero, ma sono paesi in cui, diciamo, non è che vige proprio una democrazia così. Cioè, adesso la Libia, la Tunisia, l'Algeria, cioè sono paesi molto instabili, forse il Marocco è il più stabile da questo punto di vista, infatti con la Spagna ha un accordo. Ma non è così semplice trattare questi paesi. Cioè io vorrei ricordare che quando il problema nasceva dall'Albania, con un accordo che non si sa come l'hanno neppure strappato, entrammo nel porto di Durazzo direttamente con le navi, perché se vuoi bloccarli lì devi entrare nel porto oppure li devi intercettare, ma il mare è grande, cioè, quindi è molto complessa questa cosa, però certo un pattugliamento a largo spettro navale va fatto e non può essere fatto dall'Italia. Ecco, la domanda era questa, l'Europa? Allora, ci sono adesso il prossimo anno ci saranno le europee. Io dico, e l'ho detto più di una volta anche qua da voi, dato che ci sono dei paesi, e sono tutti allineati, sono quelli di Visegrad, sono tutti gli ex paesi del blocco di Varsavia, del patto di Varsavia, che sono in Europa e sempre non accettano migranti perché ritengono che non sia un problema loro,
Io ritengo che al voto di bilancio, quando si decidono come dare i denari europei per nelle varie nazioni, chi non accetta di essere europeo anche nei doveri non lo sarà nei diritti. Perché le aree economiche speciali che ci sono in Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, sono finanziate dall'Unione Europea. Bene, se non accetti anche dei doveri, non avrai dei diritti. Ecco, questa cosa qua io chiedo a chiunque andrà a fare il parlamentare europeo, di qualunque colore politico, perché non dimentichiamoci che quelli di questi paesi, io ci vado spesso per lavoro, votano sempre compatti quando la loro identità nazionale o degli interessi nazionali. Noi tendiamo a frastagliarci tra maggioranza in Europa, opposizione, PPE, Partito Socialista Europeo, e in questo modo facciamo in modo che questi paesi, specialmente dopo l'uscita dell'Inghilterra, pesino molto di più nello scenario europeo. Attenzione, l'uscita dall'Europa, dell'Inghilterra, porta un peso ponderale di questi paesi molto più elevato nel prossimo quadro. E questo sarà un problema vero, quindi avremo ancora meno voti da parte dell'Europa, del Parlamento europeo per l'accettazione dei migranti. Quindi dobbiamo pensare o ci arrangiamo o in maniera compatta con la Francia e la Germania facciamo un asse e decidiamo, indipendentemente dal colore politico, di dire bene, se non li accettate tagliamo i fondi, perché questo è stare tutti assieme in Europa e io sono un grande europeista da questo punto di vista. Però tutti nella stessa casa dividiamo la bolletta. Non è che pago solo io. Una situazione insomma che era già di emergenza, lo possiamo dire, anche se magari a molti non piace parlare di emergenza, ma emergenza è perché comunque stanno arrivando, comunque arrivano anche in condizioni anche fisiche non buone, quindi vanno curati, deve essere trovata una sistemazione. Nelle varie regioni si fa difficoltà perché ci sono i comuni piccoli che, come abbiamo sentito, non hanno posti, insomma situazione che sta tornando ad essere un'emergenza vera e propria, quando si pensava insomma, che la situazione si fosse, non dico risolta, anzi però che un passo in avanti fosse stato fatto, invece in realtà si torna a parlare di emergenza migranti. Ecco. Sì, posso dire, togliamo questa parola emergenza, cioè quando un fatto avviene in maniera ripetuta, lo dice anche chiunque abbia studiato matematica, non è più un fatto casuale, è un fatto ripetitivo, allora diventa una regola. Cioè ormai sono succeduti negli ultimi 10 anni governi, tutti i colori politici, anzi a volte cambiava la maggioranza e rimaneva il presidente nel caso di Conte, e nessuno è riuscito a trovare degli escamotage veri velocemente. Perché? Perché è facile dirlo, ma poi è difficile realizzarlo. Bisogna andare con il pugno duro? Sì, ma cosa fai? Fra l'altro dobbiamo dirlo perché questo va detto, noi abbiamo avuto anche poi un ragazzo nigeriano che ci ha raccontato la sua traversata e ha anche lanciato un appello dicendo non fatela perché io sono sopravvissuto, però molti dei miei compagni di viaggio non lo sono e dobbiamo dirlo, tanti muoiono, quindi non è solo una questione di ospitalità, ma una questione anche di insomma, trovare una soluzione alternativa proprio per evitare che queste persone possano fare traversate di quel genere e non in sicurezza, perché non mettiamo insomma, le ONG ma anche i barchini che sono davvero instabili. Ecco. Se posso, allora il mondo ormai è cambiata questa emergenza negli ultimi 20 anni anche per un motivo semplice, il mondo è tutto interconnesso. Questi ragazzi che tu vedi hanno Instagram, hanno Facebook, si contattano tra di loro con i ragazzi che sono già arrivati qua, le persone sono già arrivati qua, quelli sono andati in Francia, cioè non è un mondo isolato. Questi ragazzi arrivano certo da condizioni economiche povere, ma non sono ragazzi che non sanno come muoversi in giro per il mondo, anzi quasi tutti parlano o l'inglese o il francese perché vengono da nazioni che sono anglofone o francofone in seconda battuta, quindi sanno muoversi. Però il fatto che arrivino senza il passaporto non è che lo perdono per strada, guardate, questa è una fiaba che ci raccontiamo, non è che gli è caduto in acqua, semplicemente non vogliono farsi identificare perché per il 90% il loro motivo di arrivo è una questione economica, che attenzione, non è una cosa, se non mangi, l'emergenza è vera, ma non vengono tutti da paesi in guerra, un nigeriano o un senegalese non viene da un paese in guerra, cioè, certo è un paese complicato, nessuno dice niente, però non vengono dal Sudan, dove
Invece la situazione tra le etnie è molto più complessa, perché se sei di un'etnia al nord del Sudan o al sud del Sudan, tu rischi di essere ammazzato, o per motivi religiosi o per motivi di orientamento sessuale, però non è che perdono tutti il passaporto casualmente, perché altrimenti arriverebbero col passaporto, se fossero per motivi, diciamo, di persecuzione, direbbero io sono questo è il mio passaporto, io vivo qui, ma lì non posso stare. Invece è un motivo, un escamotage, però noi dobbiamo essere in grado, anche comunicativamente, tramite i social media, di comunicare ai ragazzi lì, di dire ragazzi guardate che poi quando venite qua, se ci arrivate, non è che arrivate nel Bengodi, cioè ecco, questa forma di comunicazione può essere fatta in maniera diversa. Prima di chiudere e di salutare Alessandro che devo andare in pubblicità, ieri un convegno importante con lo sport e donne, ci racconti qualcosa? Sì, c'è stato un convegno veramente interessante a Treviso sulle donne e lo sport e come si sta evolvendo lo sport al femminile. Allora intanto diciamo una cosa, a Treviso città, praticano sport iscritti al CONI 17.000 persone, sono tantissime, su 86.000 persone, di cui la metà sono residenti a Treviso, è un numero elevato, però quasi un terzo sono donne, quindi questo è un valore che è in incremento. Perché in incremento? Perché tutte le ragazze hanno sempre fatto attività, però iniziano a farlo in maniera, diciamo, agonistica anche nella fascia 15, 16, 17, 18, 19, 20 anni, quando una volta, diciamo, le ragazze, più dei ragazzi abbandonavano lo sport. Vuoi con il padel adesso perché si iscrivono alla federazione tennis, vuoi col calcio femminile che è esploso, diciamo anche grazie agli Stati Uniti che hanno fatto dove il calcio femminile è molto cresciuto, il basket anche da questo punto di vista, e quindi si sta ponendo il fatto che le attrezzature sportive, nonostante la denatalità, essendoci molte più ragazze per fortuna che fanno sport fino, diciamo, a quando decidono di smettere liberamente, non sono più sufficienti, quindi dobbiamo lavorare in prospettiva, anche perché se esiste una forma di inclusione, soprattutto tra i ragazzi e le ragazze, è lo sport, la fatica dello sport. Io dico sempre una cosa, guarda, ne abbiamo parlato lì perché c'è anche la riforma dello sport. Spesso, allora, lo sport professionistico, quello di alto livello, dove i campioni guadagnano milioni e milioni di euro, spesso viene demonizzato, ma non è così, perché tu incominci a giocare a qualsiasi cosa, maschio o femmina che tu sia, sognando di essere Cristiano Ronaldo se sei piccolo e lo vedi giocare, Maradona o Michael Jordan o Kobe Bryant oppure Yuri Keki oppure un atleta Fiona May o qualsiasi tipo di atleta. Quindi è importante anche valorizzare lo sport professionistico perché porta a cascata l'attrazione dei ragazzi in quella direzione. Quando tu hai 10 anni tu vuoi giocare, emulare qualcuno, cioè siamo stati tutti così, no? Ecco, è importante, e questo lo dico spesso anche agli atleti professionisti, dare il giusto segnale positivo. Dico anche una cosa, le atlete professioniste donne, le vedo per esempio con l'Imoco, danno sempre un segnale migliore dei loro corrispettivi maschi. Non so perché, però è sempre migliore, cioè gli atteggiamenti delle atlete professioniste donne è migliore degli atleti professionisti uomini. Forse gli uomini danno troppo per scontato, diciamo, essere arrivati a quello standard, perché tanti prima di loro ci sono arrivati. Però lo vedo con le ragazze dell'Imoco o quelle che giocano a rugby o le calciatrici, quando arrivano nelle prime squadre sono molto più disponibili verso le bambine più giovani, quindi questa è sicuramente una cosa interessante. Io ringrazio, siamo arrivati alle 13, io ringrazio davvero Alessandro Manera per essere stato con noi. C'è la pubblicità, poi torniamo in studio perché parleremo di sanità con il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi e con Paola Roma. Grazie davvero Alessandro Manera, pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio. Parliamo ora di temi sanitari e non solo, lo facciamo con Paola Roma che ci ha raggiunto qua in studio, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2, buongiorno. Buongiorno a tutti. E dovrebbe essere collegato con noi il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, eccolo qui, buongiorno direttore. Sì, buongiorno, mi scuso per la tenuta ma sono alla vendemmia sociale da Amadio Monfumo e quindi ho la maglietta d'ordine. Allora intanto le chiedo come sta andando la vendemmia sociale, visto che... sta andando bene, io devo sempre ringraziare la famiglia Amadio, Rec, Simone e Facchin perché già da diversi anni, ormai da 6 edizioni, stanno
facendo questa cosa che è fantastica, quindi raccogliere l'uva, il prodotto che poi viene dato ai consumatori, che è il prodotto che a sua volta ritorna ovviamente in forma di beneficenza, di donazione, e questo è fondamentale perché fa capire quanto importante sia il volontariato e la donazione nel nostro territorio. Questi soldi raccolti tramite proprio la vendemmia sociale andranno alla LIT in primis e poi ai ragazzi autistici e alle cooperative che seguono i ragazzi autistici. Quindi una bella iniziativa, saluto anche la Presidente Roma che è con voi e mi scuso per la tenuta chiaramente che non è quella d'ordinanza. Direttore, io volevo intanto, prima di iniziare a parlare di temi sanitari, volevo chiederle una notizia, nel senso che abbiamo avuto notizia dai Carabinieri che è stato fermato un 17enne questa notte all'interno del cortile dell'ospedale di Conegliano e aveva nascosto dentro la felpa un coltello a serramanico e 15 giorni fa era successa un analogo episodio anche all'ospedale di Castelfranco, questa volta con un 28enne, se non sbaglio, di origini marocchine. Insomma, una situazione che un po' preoccupa, che ovviamente voi poco potete fare, però insomma, situazione che preoccupa, che riescano ad entrare, che entrino con armati, fra l'altro questo addirittura un minorenne. Sì, guardi, noi il problema è annoso all'ospedale di Castelfranco, che è un ospedale che ha diverse entrate sostanzialmente e quindi la possibilità che le persone si possano intrufolare esiste. Tant'è che se ricordate 2 anni fa addirittura avevamo i minori che andavano all'ultimo piano, al 12° piano, dove noi abbiamo tutti i sistemi ovviamente di areazione e stavano là a festeggiare. Adesso abbiamo chiuso i varchi, abbiamo chiusi anche gli ultimi varchi che c'erano e abbiamo messo delle fotocamere, quindi camere praticamente in modo tale che i nostri, perché noi abbiamo i vigilantes possono subito, immediatamente, arrivare e fare in modo che non ci sia penetrazione nelle strutture dell'ULSS. Stessa cosa vale per Conegliano, abbiamo un cantiere aperto, si sta costruendo l'ospedale, quindi è facile che si creino questi varchi dove i giovani vanno magari così per stare là in compagnia di altri o per ovviamente fumare, bere, eccetera. Cercheremo di fare il possibile, il problema è la radice, la comunicazione che noi dobbiamo aumentare nei confronti ovviamente sia delle famiglie che dei ragazzi stessi, perché l'ospedale è un luogo di cura e quindi deve avere il rispetto del luogo di cura dove ci sono persone che stanno male e che hanno bisogno di essere tranquille senza essere disturbate. Ecco, direttore, parliamo invece del Covid anche insieme a Paola Roma. Insomma, qualche caso in più si comincia a vedere. Qualcuno insomma si preoccupa, dice c'è una ripresa, però insomma sicuramente i sintomi non sono quelli di 2 anni fa, ecco. Sì, certo, noi abbiamo ovviamente una ripresa, i casi questa settimana sono stati 749 con una media giornaliera di 107. È chiaro che sono aumentati rispetto alla settimana scorsa di circa un 35%. Questo è legato al fatto che sempre di più c'è ovviamente un'attenzione maggiore da parte delle persone che hanno sintomi, mal di gola, un po' di febbricola. E quello che ci preoccupa maggiormente sostanzialmente sono gli anziani. Noi siamo passati dai 14 ricoveri della settimana scorsa ovviamente ai 28 ricoveri di oggi, di cui 3 malattie infettive con patologie bronchiali e respiratorie importanti, però tutti over 80 e guarda caso persone che non si sono mai vaccinate. Ecco, quindi il messaggio che vogliamo passare è quello: nessun allarmismo. Ovviamente ci sono le linee guida del Ministero e della Regione che dicono che da ieri sostanzialmente nei luoghi di cura RSA dove ci sono fragili, anziani e minori, possibilmente chi viene a trovarli indossi la mascherina FFP2, che è quella che dà garanzia a chi ovviamente è ricoverato o è in situazioni di protezione. Per il resto non andrei ancora ad allarmare nessuno. Faccio solo ricordo a tutti che inizieremo la vaccinazione antinfluenzale, verrà distribuita ai medici di famiglia verso la fine di settembre e i medici sono già stati avvertiti, anche le farmacie, che aderiranno alla vaccinazione antinfluenzale. Dal 16 ottobre inizieremo anche noi iscrivendosi sul sito nelle sedi vaccinali nostre e naturalmente
per le persone fragili, persone a rischio e soggetti over 80, operatori sanitari, soggetti che hanno compromissione del sistema immunitario, noi consigliamo sia l'antinfluenzale sia la vaccinazione Covid che arriverà dal 16 di ottobre. Ecco, le faccio un'ultima domanda, direttore, poi la lascio alla vendemmia. Per capire, insomma, non è a Treviso, è un po' in tutta Italia, un po' in tutto il Veneto, un po' la fuga dei primari che si avvicinano alle strutture private lasciando la sanità pubblica. Guardi, io intanto faccio tre considerazioni, mi permetta. La prima, abbiamo avuto il Covid, quindi un momento di estrema difficoltà. Chi resta, dobbiamo ringraziare, sono degli eroi, perché sappiamo benissimo che fino a fine 2024 non avremo gli specialisti, perché purtroppo la programmazione nazionale su questo ha sbagliato completamente, avremo gli specialisti solo a fine 2024, quindi avremo finalmente medici. Quindi chi resta oggi e si fa carico anche di chi va via è una persona che va ringraziata e non umiliata urlandogli dietro, ma tenendola in considerazione. Secondo, mi passi questo termine, mi dispiace, me l'ho detto al meeting dei miei, ed è una frase napoletana, la traduco in italiano, è un po' spinta, però abbia pazienza, e dice questo: quando il mare è calmo ogni stronzo è marinaro, cioè sa navigare. Non siamo in un mare calmo, lo Covid è stato uno tsunami. Chi ha deciso di andare lo ha fatto evidentemente per un fattore più che altro economico, perché non reggeva evidentemente lo stress. Io non ho niente da dire se non che ringrazio e continuo a ringraziare chi resta, perché poi ovvio se uno fa una scelta diversa la fa, io rispetto anche questa scelta, però nei momenti di difficoltà si vede chi realmente mette il cuore nel lavoro che fa, perché guardi, il nostro lavoro, il loro lavoro è soprattutto un lavoro d'amore verso gli altri, perché uno non fa medicina, non fa l'infermiere se non lo fa per lo stipendio, lo fa perché ama il prossimo, perché vuole prendersi cura del prossimo. Quindi io credo che chi resta lo fa proprio per questo motivo, non per la bella faccia del direttore generale, perché oltretutto non è neanche una bella faccia, ma lo fa per amore degli altri. Direttore, la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie. Saluto la Presidente Roma e buona giornata. Grazie direttore. Grazie. Paola, torniamo a parlare invece del Covid. Abbiamo visto qualche caso, ne abbiamo parlato anche col direttore generale, in più ci sono, la preoccupazione è proprio per gli anziani. Sì, sicuramente l'intervento di cui il direttore diceva prima è proprio aver rimesso anche in atto quei professionisti legati proprio a quella che era anche la task force, proprio legata all'aiuto anche al supporto dei centri servizi. Questa non è mai venuta a mancare ed è proprio un aiuto che viene dato anche rispetto alle modalità di intervento, proprio a quelle modalità anche nelle quali ovviamente gli operatori si trovano a dover gestire la situazione. Sicuramente la sintomatologia, come diceva il direttore, non è come quella che avevamo a suo tempo, però è chiaro che una delle prime preoccupazioni che il direttore appunto ci ha esternato all'interno della conferenza dei sindaci è proprio stata quella di avvicinare alla vaccinazione, sicuramente sia per la parte Covid che anche per la parte legata all'antinfluenzale. Sicuramente serve un lavoro di squadra, quindi sia dei medici in medicina generale ma anche dei pediatri in libera scelta, perché ricordiamo che anche ci sono i minori e quindi anche situazioni di fragilissimi. Ecco, soprattutto parlavamo delle vaccinazioni, soprattutto anche per gli anziani, che sono le persone più fragili. Sicuramente per gli anziani, nelle quali appunto viene prevista la doppia opportunità di farle anche insieme, sia quella legata al Covid che anche quella legata all'antinfluenzale. Dentro nei centri servizi appunto si inizierà proprio a partire proprio da questa situazione, e ringrazio ovviamente perché aggiungo anche i sindaci hanno dato diverse disponibilità anche di loro strutture che sono diventate, grazie al lavoro col Dipartimento di Prevenzione, quindi legato anche agli assistenti sanitari, quei punti ulteriori proprio di vicinanza al territorio. Alcuni sono spazi proprio legati alle amministrazioni, quindi di proprietà dell'amministrazione che ha messo a disposizione, altri invece sono proprio le strutture dell'azienda sanitaria che il direttore è andato unitamente ovviamente al Dipartimento di Prevenzione ad individuare. Sicuramente quello che le amministrazioni hanno dato come messaggio è proprio quello di dare la massima disponibilità proprio per queste categorie di persone. Lo ricordiamo, non è solo per la parte degli anziani, ma ricordo anche la parte dei disabili che poi intervengono all'interno delle strutture.
Ed oggi è una giornata importante perché oggi è l'Open Day per le malattie cardiovascolari. Sì, sicuramente è una giornata importante perché ha visto su tutta la nostra provincia, quindi l'azienda sanitaria unitamente ai comuni ma anche alle associazioni di volontariato, di mettersi proprio a disposizione proprio con questa analisi che venivano rese alla popolazione gratuitamente. Ne ricordiamo anche una, è quella per esempio legata agli Amici del Cuore e legata ovviamente a quell'attività che viene fatta anche con l'ospedale riabilitativo di Motta di Livenza, oltre a tutta la disponibilità data proprio dall'azienda sanitaria di creare questi momenti in cui il cittadino può avvicinarsi appunto in quella tipologia di analisi. Una cosa fondamentale che dobbiamo ricordare è anche che quei pazienti che poi sono all'interno, arrivano proprio in acuto all'interno dell'ospedale, hanno questa necessità di avere delle riabilitazioni in ospedali come quello riabilitativo di Motta di Livenza e altri che abbiamo nel territorio legati a questa parte, proprio per una dimissione più opportuna e quell'attività di prevenzione che i comuni fanno. Lo ricordavamo proprio, nasce da una prevenzione soprattutto legata anche ai più giovani con l'attività sportiva. Ecco, Open Day perché? Open Day per creare proprio un'opportunità ai cittadini di avvicinarsi con quelle indagini proprio iniziali legate proprio all'analisi proprio primaria, quindi un'opportunità data a loro di verificare con un piccolo screening, che è quello che fanno per esempio gli Amici del Cuore, di vedere appunto i valori che ci sono. Dall'altra parte non dimentichiamo anche quello legato ai ragazzi, perché noi abbiamo tutti quei ragazzi che frequentano le attività sportive e che hanno la necessità proprio di recarsi per avere il certificato medico sportivo per l'abilitazione ad avvicinarsi al mondo dello sport. E anche in questo caso con ovviamente la conferenza dei sindaci e l'azienda sanitaria, anche all'interno dei piani di zona si sta lavorando anche rispetto a questa, delle opportunità che prendano in carico non solo quei ragazzi che naturalmente prima vengono fermati per degli accertamenti e che sicuramente hanno dei percorsi diversi, ma poi anche un supporto alle famiglie che naturalmente devono seguire questo. Un Open Day proprio per creare la sensibilizzazione e un primo approccio anche del cittadino. Per chi decidesse di oggi di recarsi a fare un controllo, dove deve andare e come deve fare? Per esempio questa mattina sono stati fatti a Motta di Livenza con la disponibilità degli Amici del Cuore, altri invece sono stati fatti il 29 di settembre a Castelfranco Veneto, altri invece proprio nell'opportunità delle giornate odierne sono stati fatti anche a Conegliano, proprio per creare questa sensibilizzazione. In particolare citavo gli Amici del Cuore perché lo stavano facendo proprio questa mattina ed è una possibilità anche per vedere la situazione di glicemia, un po' diciamo dare un po' quelle opportunità di poi verificare con il medico di medicina generale le situazioni anche legate a questo. Ricordo che l'attività anche in questo caso dei volontari è fondamentale perché permette di fare prevenzione non solo in questo, perché lo ricordiamo avremo poi ottobre legato alla LILT, ci sono tutte quelle attività anche sulle malattie reumatiche, quindi le reumatologiche, una serie di attività che naturalmente permettono al cittadino anche di avvicinarsi con delle semplici diciamo diagnosi anche veloci proprio create da questa opportunità delle associazioni, ma anche per poi recarsi a fare delle visite specialistiche. Ecco, vogliamo anche ricordare, diceva il direttore generale, che partirà adesso anche il vaccino antinfluenzale, perché insomma si riparte con questa campagna importante anche per evitare insomma di confondere a volte i sintomi, perché sono abbastanza similari con il Covid e l'influenza, quindi insomma l'appello è quello di soprattutto per chi ha avuto problematiche o chi è anziano o chi ha problematiche particolari, di andare a fare il vaccino antinfluenzale. Vogliamo ricordare anche le date? Sì, il direttore appunto lo diceva prima, inizia appunto il 16 di ottobre tutta la parte della campagna antinfluenzale, ma ricordiamo che già da prima nelle strutture si sta iniziando, quindi nei centri servizi, proprio questa attività. La possibilità appunto di farle sia per il Covid che anche ovviamente per l'influenza, ma l'opportunità soprattutto anche della collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri in libera scelta, perché non dimentichiamo che abbiamo dei fragilissimi anche con i bambini e con i ragazzi fino dagli 0 ai 6 anni, quindi credo che sia anche fondamentale questo. Lo ricordiamo che viene fatto appunto anche agli operatori delle pubbliche amministrazioni e quindi le forze dell'ordine, le forze di polizia, i vigili del fuoco, i medici, naturalmente il personale che lavora all'interno degli enti pubblici, perché lo abbiamo anche noi all'interno delle nostre amministrazioni, e poi ovviamente quelle situazioni anche in particolare di fragilità che sono proprio legate appunto anche a comorbidità, quindi alla presenza di multipatologie e quindi di diagnosi multiple legate proprio alle
alle persone non solo più anziane, ma anche alle persone disabili, con disabilità adulta, sostanzialmente, che sono legate a questo. Ecco, lasciando magari un attimo solo il tema sanitario, abbiamo aperto, ne abbiamo parlato anche con Alessandro Manera sul problema maltempo, zona colpita è stata Olmi, San Biagio, a Ponte di Piave com'è andata? Fortunatamente non abbiamo avuto problemi di questo tipo, abbiamo però avuto degli acquazzoni importanti, abbiamo avuto un'interruzione momentanea dell'illuminazione pubblica, ma che poi appunto è andata a ripristinarsi, quindi chiaramente queste situazioni a cui siamo tutti i giorni abituati ovviamente di trovarci in condizioni anche particolari, ha avuto per esempio effettivamente un passaggio molto importante, una cospicua caduta al suolo ovviamente di acqua, e quindi una precipitazioni veramente abbondanti per questo periodo. Però insomma tutto sommato diciamo che meno grave di altre zone. Sicuramente non c'è stata tempesta, che quindi era la situazione anche un po' particolare, visto anche che i nostri agricoltori sono impegnati adesso anche nella raccolta dell'uva sul campo. Questione invece PNRR, abbiamo visto, ne abbiamo parlato sempre con Manera, situazione davvero a rischio con imprese che rischiano di non portare a termine i lavori. Ma sicuramente, lo diceva anche al convegno degli Stati Generali del Veneto il sindaco Conte, ci troviamo in situazioni in cui le amministrazioni hanno partecipato, obiettivamente quelli legati alla digitalizzazione hanno dei fondi obbligatori a cui tutti i comuni per ovviamente software, ma non solo, anche acquisizione di materiale informatico hanno partecipato. Dall'altra parte quelli legati all'efficientamento energetico, che in alcuni casi legati anche magari alle sedi municipali hanno richiesto le autorizzazioni degli enti sovraordinati perché sono vincolate per esempio alla sovrintendenza e quella necessaria intervento che dovrebbe essere di sburocratizzazione, perché ci sono delle procedure speciali legate al PNRR del quale ovviamente noi abbiamo quelle persone come personale dipendente e dei tempi ben precisi, e dei tempi ben precisi nei quali dobbiamo rispettare non solo per l'aggiudicazione, e lo stiamo già facendo per determinate procedure, ma soprattutto ulteriori procedure speciali che ci vengono richieste, e dobbiamo anche essere realisti sui tempi che possiamo dare a questo tipo di risposta. Quindi dall'altro lato mi sento di dire che CNA appunto ha fatto il proprio appello legato a questo, e quindi il tavolo sicuramente per quello che riguarda il territorio, che tocchiamo con mano tutti i giorni con i nostri uffici tecnici, quelle che sono le criticità e soprattutto, ripeto, le procedure speciali e i tempi che ci vengono dati. Noi non abbiamo un personale dedicato che faccia solo il PNR, il nostro personale degli uffici risponde dalle opere pubbliche alle manutenzioni, agli interventi che abbiamo ovviamente da fare nelle manutenzioni non solo programmate, ma in quelle situazioni anche che possono verificarsi di emergenza. Quindi sicuramente un aiuto da questa parte dovrebbe sicuramente arrivare, anche per permettere, e lo diceva anche CNA, proprio alle piccole nostre realtà produttive di essere loro per prime a poterci dare delle risposte. È chiaro che quando parliamo anche di appalti parliamo di stazione unica appaltante, noi nel nostro caso abbiamo quella della provincia di Treviso, che naturalmente ci permette di dare delle risposte puntuali e precise che diversamente in un piccolo comune sarebbe impossibile da poter seguire. Quindi credo che anche una sburocratizzazione, ma soprattutto tenendo conto che abbiamo molti enti a cui chiedere autorizzazioni, chiaramente dobbiamo anche conteggiare quando l'altro ente ci dà delle risposte, quindi credo sia fondamentale ovviamente sentire anche i territori rispetto a questo, proprio per dare anche noi il nostro punto di vista, ovviamente nell'unica cosa finale, che è avere queste opere, avere questi finanziamenti calati sul territorio, ma stiamo lavorando, come si diceva, appunto per questo. Siamo quasi al termine più o meno, e io vorrei parlare anche di una cosa insomma carina, che è una sagra che è tradizionale, insomma storica, importante per il territorio, che è la sagra di San Nicolò. Sì, è questa frazione del comune di Ponte di Piave di circa 200 abitanti ed è proprio collegata all'associazione Insieme San Nicolò, una sagra che vede lavorare tutte le famiglie insieme, dai nonni ai ragazzi, le mamme, i papà, gli zii, insomma c'è veramente una comunità che opera per questa sagra. Una comunità che opera per questa sagra, ma soprattutto dei volontari che si mettono a disposizione in quei 15 giorni proprio del territorio. Quest'anno hanno aggiunto a questo anche una pedalata, coinvolgendo anche i ragazzi con disabilità. Abbiamo avuto l'opportunità di mettere proprio a disposizione le bici elettriche collegate appunto le e-bike legate ai disabili, che avevamo ricevuto grazie a un finanziamento regionale. Ovviamente invitiamo a poter venire ad assaporare anche i piatti territoriali
imprenditoriali legati a questa frazione, ma soprattutto quello che si respira è una tradizione di comunità, ma soprattutto di persone che in una piccola comunità cercano di aiutarsi, di darsi una mano e di mettersi anche a disposizione proprio di questo. Noi l'abbiamo calcolato un patrimonio della comunità. Ecco, e mancavano queste sagre importanti che unissero le famiglie di una stessa comunità dopo gli anni del Covid, visto che avevamo parlato di questo anche prima. Certo, sicuramente servono questi momenti di aggregazione come altri momenti che si cerca di creare all'interno delle comunità, proprio perché la necessità è quello che le persone si ricomincino a parlare tra di loro, ma soprattutto riescano ad entrare in contatto anche con altre famiglie e, come si diceva una volta, magari anche il vicino di casa, a volte c'è difficoltà a conoscerlo, magari anche se abiti in una stessa palazzina, ci vuole magari un po' più senso di comunità e di darsi una mano, perché le nostre comunità hanno funzionato tantissimo una volta proprio perché hanno dato molto al territorio, perché c'era questo senso di collaborazione e di messa a disposizione, in questo caso anche attraverso le tradizioni, ma soprattutto la messa a disposizione dei più piccoli che vedono l'esempio dei genitori, dei loro nonni, e quindi possa essere tramandata nel tempo. Quello che è importante per il nostro territorio è che non venga mai meno il tramandare da quelle che sono le tradizioni a quelle che sono appunto i ricordi del territorio. Ne parlo io, visto che il Piave ovviamente è uno dei motivi per i quali il nostro comune va a connotarsi, e che chiaramente anche questo serve per ricordare chi eravamo, chi siamo e dove stiamo andando. Paola, io parlavamo di comunità, abbiamo parlato di Covid, abbiamo parlato di giovani e vorrei chiudere sicuramente con un aspetto che invece preoccupa maggiormente, che è quello dei minori. Abbiamo parlato con il direttore generale di questo minorenne trovato all'interno proprio dell'ingresso del pronto soccorso di Conegliano, con un coltello nascosto in una manica della felpa. E la questione dei minori l'abbiamo trattata davvero tante volte, l'abbiamo detto penso in tutti i modi, che preoccupa, insomma, un 17enne che entra in un ospedale armato, ci si domanda perché. Allora, credo che rispetto a questo ci sia anche una serie di valutazioni che già facevamo. La prima legata al fatto che siamo tutti quanti una comunità e chiaramente i genitori hanno la loro parte, la scuola la sua parte, poi c'è tutto il resto della comunità. È vero che con l'azienda sanitaria e tutti quanti i comuni, anche grazie al contributo della Regione sulle unità funzionali, le UFDA legate proprio alla parte dei minori, c'è un'opportunità nel territorio legata al consultorio di presa in carico. Però quello che credo sia la cosa più importante è che ognuno della comunità è tenuto, quando vede situazioni particolari di ragazzi, a mettere al corrente noi, l'amministrazione, c'è la nostra polizia locale, le forze dell'ordine, c'è l'ufficio dei servizi sociali. Credo che per poter intervenire su determinate situazioni riusciamo a farlo se lo facciamo di comunità, e di comunità significa che in primis chiaramente i genitori, ma dall'altra parte ci siamo anche noi, che quello che ovviamente credo che sia fondamentale è questo ruolo nostro, della scuola, ma soprattutto anche dei genitori, e credo che ogni attività di prevenzione che riusciamo a fare, e i comuni ne fanno tantissime in questo senso, sia proprio quella che ai primi sintomi si possa intervenire in prevenzione proprio per cercare di arginare determinate situazioni. E poi credo che anche le leggi nazionali in questo caso ci possano aiutare anche rispetto a una giusta pena per quello che può accadere. Una domanda proprio velocissima perché siamo in chiusura. Che però un minore entri armato in un ospedale, cioè non per strada, non in auto, non con gli amici, ma in un ospedale, preoccupa? Allora, sicuramente una parte è la sicurezza, e quindi lo diceva prima la situazione del direttore del cantiere. Dall'altra parte credo che l'utilizzo stesso che un ragazzo, al di là che entri in ospedale ma sia per strada, con un corpo contundente, ci servano delle normative ad hoc, proprio come quella che il Ministero sta cercando di portare avanti, che permettano alle forze dell'ordine di intervenire, perché diversamente non riusciamo a farlo se non siamo tutelati anche noi rispetto a questo. Quindi credo che in questa situazione tutti quanti dobbiamo cercare di avere delle regole certe per permettere a noi, ma anche ai nostri stessi agenti della polizia locale, di poter intervenire, e chiaramente sicuramente dietro c'è un disagio, e quindi andare alla ricerca del disagio che ha anche questo ragazzo.
Grazie davvero a Paola Roma per essere stata con noi. Siamo arrivati veramente al termine. Ringrazio Renato Capoia e Antonio Paul che erano in regia, che ci hanno seguito passo dopo passo. Vi lascio alle previsioni del meteo. L'appuntamento con la prima edizione è per domani. Grazie, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al meteo. Previsioni per domenica 24 settembre. Sul Veneto, tempo variabile con possibili precipitazioni a carattere di rovesci nelle prime ore del mattino. Sono previste schiarite nel corso della giornata a partire dalle zone settentrionali. Temperature in leggero aumento, minime comprese tra i 16 e i 19 gradi, massime tra i 21 e i 24 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, previste schiarite durante le ore centrali. Temperature minime in lieve diminuzione tra i 14 e i 17 gradi, massime comprese tra i 21 e i 23 gradi. Sul Trentino Alto Adige, tempo prevalentemente soleggiato, possibili annuvolamenti durante le prime ore della giornata. Temperature minime stabili intorno ai 10 gradi, massime comprese tra i 22 e i 23 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.